Ciao a tutti, sono Anna e mi sono iscritta all'ITS grazie soprattutto per merito della mia passione per il disegno, passione sia per il disegno a mano libera che per il disegno tecnico. Sono partita dalle scuole superiori dove ho fatto un ITIS, indirizzo meccanica e meccatronica, e finito l'ITIS ho preso la decisione di andare all'università, ho fatto un anno di ingegneria meccatronica sotto l'Università di Padova con sede a Vicenza. Gli esami stavano andando bene, il mio unico problema è che sentivo quasi la mancanza della parte pratica. Ho pensato 5 anni a studiare senza mettere le mani in pasto a qualcosa sarebbe stato un po' pesante, quindi ho deciso di fare la rinuncia agli studi e parlando con dei miei amici, uno di questi ho sentito che stava facendo un ITS a Bergamo, indirizzo chimico, e quindi ho provato a vedere se ci fosse un ITS vicino a me con indirizzo meccanica e meccatronica. Ho trovato appunto questo ITS meccatronico Veneto e ho detto vabbè, proviamoci. Io sono di Verona, ho guardato un po' gli indirizzi che facevano a Verona e automazione non era molto nelle mie corde e ho guardato anche gli altri percorsi, tra cui innovazione, che appunto era presente molte ore di disegno tecnico, quindi la mia passione principale. Ho deciso quindi di trasferirmi, di prendermi un appartamento qua a Padova e di fare tutte le lezioni qua. Mi son trovata bene, c'è una classe non dico perfetta, però quasi. Mi trovo bene con tutti, vengo trattata benissimo e questa è un po' la mia esperienza all'interno di questo ITS. Mi piace perché ci sono le ore teoriche, molte, però dall'altra parte dopo ci si trova tutti insieme durante teamwork, ognuno tira fuori le proprie idee, si cercano di mettere tutto insieme e alla fine vengono fuori anche bei progetti come può essere il nostro distributore di pasta oppure lo spelacavi, sono tutti progetti che vedi che ognuno ha messo la propria parte, chi fa la parte elettrica, chi fa la parte meccanica, chi va dietro alle macchine, comunque c'è un po' di tutti nel progetto e questo penso sia una delle parti fondamentali del teamwork. La passione per la meccanica e vabbè, meccatronica in generale, comunque il mettere le mani in pasto in qualcosa è stato grazie a mio nonno nella sua piccola officina, diciamo il piccolo garage che ho di fianco a casa. Io ho passato praticamente tutta la mia infanzia con lui, lo vedevo passare avanti e indietro di casa con cose in mano, lo vedevo che si rintanava lì, ci passava ore e quindi io lo seguivo, gli stavo dietro, vedevo cosa faceva, mi ha insegnato tante cose. Cresciuta ho capito che sì, mi piace lavorare, mettere le mani in pasto, dall'altra parte mi piace anche un po' capire come sono le cose, cioè dal progetto cosa ne deriva la parte dietro, chi è che l'ha disegnato, come viene fatto, i vari passi uno dietro l'altro. E questo ho trovato molto supporto in mio padre. Mio padre è ingegnere, disegna molto molto bene al computer e quindi anche lui mi ha dato una mano. Penso lui sia la persona che mi supporta più di tutti in questo percorso perché appunto ci tiene che io vada bene, accetta anche le sconfitte ovviamente, però ecco ringrazio, cioè deriva tutto da mio padre e da mio nonno, quello sì. Ci hanno messo la loro parte anche loro.